C'è ormai la cosiddetta quarta gamba accanto alla ben nota triade, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma nel centrodestra in fibrillazione per le politiche si parla anche di Energie per l'Italia di Stefano Parisi, una forza dal profilo popolare e liberale che vuole tenersi lontano dai proclami della politica gridata, un'alternativa alla sinistra renziana che non vuole cedere a nessun facile populismo, ma piuttosto provare a curare la disaffezione che ha portato tantissimi italiani a disertare le urne. Il progetto politico, coordinato nel Veneto dall'onorevole Domenico Menorello, si è presentato oggi a Verona. Tentativo di mettere in un'area che è fatta di tanta astensione, di tante persone e comunità che non credono che la politica sia urlare. Al centro le istanze delle famiglie, delle imprese e dei giovani. Riduzione della fiscalità per dare fiato alla occupazione attraverso il taglio oculato di sprechi di risorse pubbliche e di abbassamento del debito che ci costa 170 milioni di euro al giorno di interessi, una forte politica per la natalità e per la famiglia. 2500 le prefirme raccolte nelle ultime settimane in Veneto, seminare soluzioni lungimiranti lavorando con una progettualità precisa, questi gli imperativi come ricorda Germano Zanini, coordinatore a Verona di Energie per l'Italia. L'imprenditore ha annunciato che nei prossimi giorni sarà presentata la squadra scaligera pronta ad affrontare la sfida, quella, come si lascia intuire dal nome, di raccogliere energie per la nostra città e per il paese.